Eccomi qui, mi sono armato dei miei stivali e mi accingo a entrare al posto di comando. Ora qui siamo a San Giorgio della Richinvelda, ma esattamente siamo ad Aurava. Perché dobbiamo essere precisi, questo è il posto di comando tra Pozzo e Aurava. È completamente allagato, per fortuna una ventina di centimetri d'acqua, quindi non è nulla di insormontabile, di impossibile, e quindi adesso ci accingiamo ad entrare. Eccoci qua. Allora devo anche accucciarmi. Ai ai ai, vale Mingo. Eccoci qua, ora siamo a posto. Porca puttana, non me lo dimenticherò mai, o meglio non me lo ricorderò mai, che i soffitti sono bassissimi qui. Qui c'è una lucertola morta, credo, sì, una lucertola morta. Accidenti, e quello cos'è? Boh, non lo so. Comunque l'acqua è tanto alta, gli stivali bastano giusti. Scusatemi, cerco di stare molto più attento perché mi sono già spaccato la testa. Può bastare. Come potete vedere, l'acqua è molto alta e c'è molta ruggine nell'acqua perché ovviamente qui è tutto di ferro. Questo è il locale caldaie, o meglio sì, c'era delle scorte d'acqua. O era carburante, sapete che non lo so. Vediamo se c'è una scritta fuori, qualcosa. Doccia, acqua, ok. Vestigolo. Ci vedete questa parola che sicuramente esiste, non la sentivo da una vita. Allora devo cercare di andare molto piano, perché sennò l'acqua mi entra dentro gli stivali. Non è proprio piccolo, non è proprio piccolo. Posto di comando, eccolo qui, posto di comando. Oddio. E sapete che lì c'è una stanza asciutta, camerata. La camerata è asciutta, o quasi, insomma. Sì, c'è acqua anche qui, ma porco cane, poveracci. Qui ci sono dei rospi che qualcuno ha anche schiacciato e che sono qui da anni, credo. 1, 2, a parte che è pieno di insetti da mangiare qui. 1, 2, 3, 4 sono vivi, 5, 6, 7, 8 sono vivi. Amico? Ok. 8 rospi qui dentro. 9. C'è anche questo. Quello sembra morto. 10, 11, cavolo è pieno, che sono ben mimetizzati, insomma, sì. Ci sono una decina di rospi qui. Vabbè, detto questo, continuiamo nella nostra escursione. Noi veniamo da di là, quindi vediamo cosa c'è di qua, anche se penso che qui finisca tutto. Infatti, qui forse si scendeva sotto da qualche parte, ma lì l'acqua è veramente, non so, sembra anche ci sia del carburante, ha degli strani riflessi. Cosa vi devo dire?
purtroppo non mi ricordo chi mi ha dato questa dritta, perché sennò lo ringrazierei. Mi scuso, è che ultimamente siete veramente tanti, non pensavo che il canale crescesse così tanto e di riuscire a fare così tanti iscritti, avere così tanti commenti e tante persone che mi danno una mano, e purtroppo non mi ricordo i nomi di tutti e di questo me ne scuso, perché è veramente brutto, anche se vi devo dire che è già un miracolo che mi ricordo i nomi dei miei 2 figli. Ok, venivamo da di là, qui ci siamo già stati, allora, lì, cane pieno di sassi, lì c'erano altre uscite che sono saldate e qui credo che arriviamo alle altre uscite saldate, quelle che ho provato ad aprire prima. Non ne sono sicuro, però ci provo. Oh yes! Ma sapete che non avevo mai visto questa struttura? Questa struttura io non l'avevo mai vista. Qualcuno mi potrà dire cosa c'era? Allora, qui c'è un mimetico fatto a pennello, una verniciatura mimetica fatta a pennello, e qui su questi grossi perni fissati nel cemento armato c'era sicuramente qualcosa, una torretta, io non lo so, qualcosa. E niente, vedo anche delle condutture idrauliche, non lo so, qualcosa di idraulico, una torretta che girava, che si alzava e girava, perché se sono i portelli vuol dire che era tutto chiuso prima, non lo so, non so che dirvi. Qualcuno mi potrà correre in aiuto sicuramente, tra di voi che guardate il video, qualcuno mi dirà cos'è. Ecco, adesso vedete il brutto. Beh, io so che non ci sono buchi, però se l'acqua è mossa voi non vedete il fondo, e se non vedete il fondo può mancare un tombino, può mancare qualcosa. Qui magari è più difficile, ma nelle opere del Vallo Alpino è facile che manchino tombini, sono stati tolti, e se ci si cade dentro si può anche morire, o subito o dopo sofferenze, perché nessuno viene a salvarvi, quindi bisogna sempre stare attenti. Aiuto, wow, anche questa è stata fatta. 8 minuti di esplorazione dentro questo bunker, dentro questa opera della fanteria d'arresto. Siamo in piena campagna, guardate dove è stata fatta. E su una delle mie mappe dove sono segnate tutte quelle della fanteria d'arresto di questa zona, questa non c'è neanche, ho visto. Stranissimo. Però grazie a chi me l'ha segnalata, perché mi ha veramente salvato. Buona giornata a tutti da San Giorgio della Richinvelda, frazione Aurava. Buona giornata.